a tutti, visiti voi, tenore de oggi, di 23 del mese di gennaio 2026. Ma se lei scusate, non tanto questa gola mi danno un pacchetto di arranzo, cominciamo diretto, vediamo che sono, come si presenta oggi a 10, presentate con il coccolata, con bambina sono un pacco di neulede, abbatta, a bassa bassa, che si fa che ne idere, però insomma non vi sproene stegalo il tempo su asciutto, ma sul saravallo non narata, chi dia devere proere, cioè non metta naturalmente oggi stecche nappura, deve, no, vabbè, proere solo verso sotto del zero, insomma, praticamente, cioè una murinetta del Paco Conto, poi tutto il die resta da cocculato o mezzo cocculato, un che grado, temperatura massima 6 gradi, temperatura minima, invece crasa, zappa, tu si torna a presentare zappa. È una murinetta si incomincio, poi verso orta e die è un poco più strapposa, zappa, e poi torna a minimare mano a mano che andata avanzando a die, vecchia grado temperatura massima e 4 gradi temperatura minima. Bene, andiamo su qualche toccamento che riguarda Said, queste sono le tratte dei Goreai che sono state guastate insomma dai su Vento, mi manca due Alfredo, sono su Rosone Centrale, Sacreia, esatti su Barcone a fianco, insomma, e quindi hanno tornato a Giappone, insomma, può riparare su Sacreia dalle intemperie, insomma, ma mi pare che le intemperie si fa che ne danno pure Sacreia dei Santoiogli. La semasa del corso muro che veste proprio il suo piazzale, che veste davanti a Sacreia, il muro principale, chi è este preno de aba, cioè non basta in cui non va canaletta, sasteola il guttiano a sopra del suo muro, ecco su muro sicuramente è impischeddato de aba, e sul muro so atto da preta, atto in questa maniera de aba ne assorbe di meta poi anche la locale, bicchiere del tempur, ma tempur meta, quindi io non comprendo questi seppe che è stato fatto di non pone questa scanaletta, o una scanaletta simulata, o comunque sia, oppure bianchera una cornice, il tennisco, le teule, o come testo comunque che allargare su guti a toglio sul muro, così non la crea, andata chiaramente in esperimenti, insomma, altro che recuperare il raffresco, quindi una umidità del suo genere non penso proprio che sia possibile di recuperare nulla. Chi ha di muovere in questo senso si muove. Intanto questa è appunto le scade su 20 Kimbe, sul tempo si può iscrivere a su festival parrocchiale del Sospizzinoso, che ha da essere, non riesco forse su 7 del Reaglio, o comunque in periodo da Carasecare, la data nel Gallo Vissata, non si che manco in un bata essere, speriamo che siete Saliston, e intanto speriamo che sul comune maneta da innantesi la procedura può anche in modo che Saliston sia una struttura pubblica e che non pensa a mancare tutti i che in abizi vantano a questa struttura, non hanno che siamo una ida fortunata a una struttura del suo genere. Ebbene, lo siamo davvero a una struttura, una ida fortunata a un locale di questo tipo, che non può essere affidata a volontà di una famiglia, ma deve essere affidato a una gestione pubblica, a una volontà pubblica, cioè anche in modo che un bene che oggi è saidata resta e può sempre a saida, e dunque il suo bene diventa un bene pubblico. Io penso che tanto la pensiamo in questa maniera, e penso che la procedura di acquisire Saliston
ed anche in modo che diventi una struttura permanente della Ida, una struttura che fa parte della sua cultura, del suo capitale, di questa Ida, hanno da innanzi e questo bene diventa un bene collettivo. Bene, andiamo da innanzi, facciamo il teatro, questa prima pagina del Signore Sarda, ora l'allerta rossa è per il traffico, che sta stancata, la 195 è chiusa, tutti in coda per ore, le stime di ANAS 7 giorni di lavoro. Sa che il 90 km è stata abbastanza classificata, trafficata, scusate. Zelensky striglia la UE, non cambia mai nulla. Beh, certo Zelensky deve giocare a scartas che in mano, è chiaro che questa è una posizione strategica la sua. Al vertice di Davos in Svizzera Zelensky ha visto ancora Trump aspettando il trilaterale domani e dopo domani negli Emirati Arabi Uniti tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Il presidente ucraino si è sfogato contro l'Europa, si muove, ci sembra di vivere il giorno della marmotta, non cambia mai nulla. Ieri sera incontro tra Giorgia Meloni e il cancelliere Merz, è chiaro che la cosa diventa estremamente delicata, ma chi è in pericolo rattacata a suo udito. Il consiglio si spacca sui danni, siamo dai danni adesso il consiglio regionale, ma arriviamo poi che si articolo. Intanto in questo articolo abbiamo poi atteras vabbè, no, che basta qualche cosa su Cagliari, ma andiamo da questa prima pagina adesso nuova. Furia Henry dichiarato lo stato di emergenza, la regione stanzia 5 milioni per i primi interventi, ma ne serviranno molti di più. Giagoni contro Pitalis su 41 bis, paure infondate. Proposta dei consiglieri, Cocco Fraudi Nolfo, una commissione antimafia sarda. Come non arrivano dal mafiolo ed è giusto che qualcuno che avassete ai danni di una commissione ne siamo perdi tempo che adesso nuda al gettone. Andiamo in provincia di Nugolo, Siniscola sta morendo nel silenzio, l'ex deputata La Pia, sanità e scuola smobilitano e le istituzioni tacciono. Vabbè, insomma. Farris da sindaco e consigliere provinciale, io faccio il possibile, serve unire le forze. E vabbè, se il Morinese in scuola, pensato un pacco, i tamura poternare noi sì dall'essa montagna. Negli ultimi anni la baronia sembra scivolare sempre più ai margini dell'offerta dei servizi pubblici, pagando il prezzo di scelte politiche che hanno progressivamente ridotto presidi essenziali per le comunità locali. In questo quadro di arretramento è Siniscola a subire il colpo più duro. Quella che per decenni è stata un punto di riferimento per l'intero territorio baroniese, assiste oggi ad un'emorragia di servizi fondamentali per i cittadini. L'ex parlamentare Maria Pia apertamente parla apertamente di autentico svuotamento dei servizi per i contribuenti, ricordando come Siniscola sia il primo cittadinanza ha un'altra visione, è un problema serio e non è vero che non si guarda, ho fatto tutto ciò che le battaglie non si vincono solo su questo aspetto, non intendo, anzi su un punto la PFR sconvergono la necessità di superare personalismi e divisioni per costruire un fronte unico
Solo così, sostengono, la baronia potrà ottenere quel riconoscimento istituzionale che un territorio vasto e strategico non può più permettersi di perdere. Ma vabbè. Damos de cosas fuera curso, imprese che resistono al tempo, tributo a 5 aziende della provincia e 2 riconoscimenti speciali, tra Costa Giustiano, Giovanetti, allora, la targa con le mani segnate al lavoro di una vita, chi sorride incredulo, chi si commuove fino alle lacrime. Il premio Fedeltà 2026 non è stata una cerimonia, ma un racconto corale di esistenze intrecciate al lavoro di imprese che non sono numeri o bilanci, ma storie che attraversano il tempo e restano fedeli a una terra. Ieri, nella sede della Camera del Commercio, sono state premiate 5 imprese storiche e assegnati 2 riconoscimenti speciali a imprenditori che hanno lasciato un segno nel tessuto economico nuorese. Ad aprire l'incontro il presidente Agostino Cicalò, raccomandiamo che queste imprese eh, raccontiamo, anzi scusate, che queste imprese sono vive. La fedeltà, ha spiegato, non è nostalgia, ma capacità di durare, programmare, restare parte attiva nella comunità. Noi, ha aggiunto, abbiamo una vita media delle imprese più lunga rispetto al dato nazionale. Ecco, tra queste imprese, la Bieste Puro Cristiano Giovanetti, 60 anni di lavoro senza guardare l'orologio. Sono invece quelle di Sebastiano Giovanetti, artigiano di Bitti, dal 1966. Ha tirato su strade, scuole, caserme. Oggi è tutto più complicato, ha ammesso, ci vuole tanta volontà. Complimenti a Bustiano, che poi l'impresa, appunto, l'impresa via, visto che l'ufficio non travagliarne, e questa stessa nuova, imprese coraggiose e resistenti. Arriva il premio Fedeltà 2026. La Camera di Commercio consegna i riconoscimenti a 5 aziende storiche. Merito, merito, sostenibilità e innovazione. Attribuite anche 2 menzioni speciali. Allora, le imprese sono alla Carola Balsigheddu di Nuoro, alla società Roseina Scancella e Buonfigli, alla viticoltrice Maria Itria Secci di Dorgali, a Sebastiano Giovanetti, imprenditore edile di Bitti, e agli ogliastrini della cooperativa pescatori. Poi menzione sono Costantino Melia, 97 anni, commerciante a Portigali, e Pier Giorgio Lorrai, medico odontoiatra. Bastiano Giovanetti narra: tra gli artigiani il più felice, il più fedele all'impresa è Sebastiano Giovanetti, che arriva da Bitti, una saga familiare iniziata dal padre dell'imprenditore e che ora si vorrebbe sia dei figli. Giovanetti fa appello alla loro determinazione, e cioè alla determinazione del Solfizzo, Oreste e Andrea. Bene, 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 andiamo da innanzi. Re Verde, un ribelle nell'ombra, così rivive Pasquale De Sanai, il poeta degli ultimi e dimenticati. Basta che io leggo questo articolo, poi quale motivo, invece la parola reverbe o reverde si usa poco, ma si tratta praticamente, chi è un reverde? Beh, per questo tocca anche il riferimento al suo libro di Raffaella Dore, Gli dei del bambino, in un
un rapporto tra la collettività e lo spizzino che crescono, è un rapporto educativo, pedagogico, non tutti lo spizzino resessini, ma bisogna i bambini uccello, i ragazzi uccello, cioè lo spizzino che non maturano come la collettività, lo stati impostato a maturare e quindi restano reverde, cioè galuvirde insomma, ecco, non riescono a maturare e quindi sono reverde che non adesso più cussu, uno che è restato un ragazzo uccello che è stessa società, è una notte stonata di un'armonia, però a sommo stesso tempo l'istinto dell'armonia. Ecco, questo è il suo conto di Raffaele Adore, il suo libro che vi raccomando di leggere, Gli idee del bambino, che è estremamente importante, che in cui è stato in gioco Zuccucco, Miao, è stato in gioco Maria Picca, e tante altre cose che diventano adesso di uno piccino e poi dopo si è visto appunto che hanno superato sul periodo di crescita e se non resta tale verde si è visto da che cosa si idea sprovvisorio, no? Insomma, quindi è arrivato il momento di entrare in questa collettività e diventare il seppur educatore collettivo. Chiaro che questa è una cosa, questa di Raffaele Adore, studiata sopra di un villaggio arcaico, chiama Naratissa, riferendosi a Olzaica, Raffaele Adore, Vito Olzaesa, e cioè non è che siete a tempo di oggi, insomma, però insomma è un studio meta importante da leggere. Bene, andiamo da innanzi, si scuola, va verso la normalità, ma ora parte la conta dei danni, va rapido danno appunto da essa temporata Henry. Un progetto per riopposare, intanto sì che tesi storia ha costituito un altro comitato in prosa corso a Nostra, del Siniscola, per come un comitato però sa diga di Abba Lucchente. Ecco, un progetto per il Rio Prorada, Floris, e Forza Italia, bisogna imparare a gestire l'acqua. Siniscola continua lo scambio di opinioni sulla ventilata realizzazione di una nuova diga nel bacino imbrifero del Rio Posada. Ad intervenire ora è Franco Floris, che è vice sindaco del comune di Siniscola e attuale esponente regionale di Forza Italia. In baronia l'acqua non manca, quello che non c'è è la capacità di gestirla. Questa è la verità che nessuno ha il coraggio di dire con chiarezza, afferma Floris. Ogni anno assistiamo allo stesso copione, mese di siccità, bacini ai minimi, agricoltori in ginocchio, residenti esasperati, turisti senza servizi essenziali. Poi arrivano le piogge torrenziali, la diga di Maccherone si riempie in poche ore e milioni di metri cubi d'acqua finiscono in mare. Un paradosso che non è più accettabile con il, con il dibattito che si è incagliato in una contrapposizione sterile tra il sì ed il no alla seconda diga. Una discussione che sembra fatta per non decidere sulla nulla, prosegue Floris. La verità è che la baronia non può più permettersi il lusso di scegliere una sola strada. Servono infatti entrambe le cose, ovvero nuovi sistemi di accumulo e rifacimento delle reti. Cose da descrivere. Bah, vabbè, tanto può uscire sul giornale. Rifacimento delle reti. Allora, ecco, però mi ha dimenticato dalla prima pagina di entrare in un articolo di Mannoni, prima pagina adesso nuova, Vittor Ramos, il ritorno della questione sarda. È Franco Mannoni che è intervenuto in questo argomento molto importante. Per lungo tempo la questione sarda è stata considerata una pagina della storia italiana legata all'Ottocento, al più alla stagione del secondo dopoguerra e dei piani di rinascita, ma osservando le dinamiche economiche, demografiche e politiche che oggi attraversano l'isola, la domanda si ripropone.
la questione sarda può tornare ad essere una categoria utile per leggere il presente. E vabbè, caro Mannoni, però Batapito, tanto l'intervento da parte del Pietrino Sodio e dell'associazione Carlos su questa questione sarda, Batapito Vinasa un convegno, forse caro Mannoni ti la sperdita questa base, insomma. Ma la risposta, la risposta con ogni probabilità è positiva, non perché la Sardegna viva oggi condizioni sovrapponibili a quelle della miseria ottocentesca, ma perché si stanno ricomponendo in forme nuove alcuni nodi strutturali mai del tutto risolti. Il rapporto asimmetrico con il centro decisionale, la debolezza dell'autonomia reale, la dipendenza economica, l'emigrazione come destino ricorrente. Nell'Ottocento uomini politici come Giorgio Asproni, Francesco Cocco Ortu denunciarono gli effetti di un centralismo che applicava alla Sardegna modelli amministrativi e fiscali pensati per altre realtà. Nel secondo dopoguerra la questione sarda divenne una vera piattaforma politica con la rivendicazione della rinascita, sviluppo infrastrutturale, superamento dell'isolamento, eccetera, eccetera. E quindi torna a porre in funzione, poi vabbè, sto intervenendo Mario Mellisi, Cardia, Soggio e così via, cioè, è stata però tornata a sollevare da esso gruppo Nino Carlos in un animato da Pietrino Soggio. Allora, esonero canone RAI. A fine gennaio scade il termine di domanda per ottenere l'esonero dal pagamento del canone RAI. Vediamo un po' che basta il problema del volume mezzo a basso. Vabbè, se posso hacker. Proviamo un'altra. Vamos a entrare a cambiare. Prova, 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 prova. Pare che si intenda de plus. Seguimos que in questo microfono. Un attimo si intende de plus. Quindi un anno esonero canone RAI a fine gennaio scade il termine di domanda per ottenere l'esonero dal pagamento del canone RAI per tutto il 2026. Come ogni anno, infatti, il 31 gennaio segna la data di scadenza entro cui i cittadini devono inviare il modulo all'Agenzia delle Entrate. Va bene. La tassa è dovuta da tutte le persone che possiedono in casa un televisore oppure un apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo. L'importo è di 90 euro da pagare in bolletta. Andiamo da innanzi, dazi sul pecorino, veramente dazi si legge dazi, scrivendo una Z in italiano, i dazi sul pecorino danneggiano anche gli USA. Consorzio tutela a New York per promuovere la DOP sarda. E questo l'abbiamo già dato, ma oggi è stato a New York, fatto un convegno, rafforzare il dialogo con le istituzioni, gli operatori economici e i media statunitensi per difendere il pecorino romano DOP dalle politiche protezionistiche e dai dazi imposti dall'amministrazione Trump. E questo è il contesto dell'evento istituzionale promosso dal Consorzio di tutela del pecorino romano a New York, al ristorante Bucatini nel cuore di Manhattan. Abbiamo già visto questa nuova in altri giornali. Questa unione l'abbiamo vista nuova. Il Consiglio Unione Sarda spaccato sull'emergenza. Trattative per un'intesa tra gli schieramenti. La maggioranza potrebbe decidere di stanziare 5 milioni subito. L'opposizione, fondo e manovra per danni,
la replica meglio dell'assestamento, meglio nell'assestamento. Ma i danni del ciclone Henry, protagonista della prima giornata in aula dedicata all'esame degli articoli della finanziaria da 11,6 miliardi di euro. In realtà, proprio con l'obiettivo di discutere dell'emergenza, ieri mattina l'opposizione ha collaborato per velocizzare i lavori della Commissione Bilancio su 7.000 emendamenti presentati e per rispettare l'appuntamento con la seduta delle 15:30. La maggioranza ha ringraziato, ma ancora non c'è un'intesa per arrivare a un via libera alla manovra in tempi brevi. Sia allo stato di emergenza, questa è Nuova Sardegna, no, Unione Sarda, scusate, mezzo miliardo per l'isola. A Cagliari, il capo della Protezione Civile Nazionale, sopralluogo al Poetto Contode, Laconi e i sindaci. Va bene. Precipitazioni per tutto il weekend, nuvole, acqua e vento non lasceranno la Sardegna fino a lunedì. È per questo motivo che è stata pure rinviata la marcia per la pace organizzata dalla Stazione Cattolica Diocesi di Nuoro. La paura è passata, il maltempo no. Il fine settimana in Sardegna si annuncia infatti ancora all'insegna di nuvole e pioggia. Niente di comparabile con l'emergenza vissuta nei giorni scorsi, ma pur sempre uno strascico non piacevole per il ciclone e che il ciclone Henry lascerà su tutta la regione. Come si intende, meno male. Andiamo da Innantesi. Piogge record e sprechi, connettere gli invasi. A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà che sta scaricando in mare milioni di metri cubi. Chiaro che poi da un certo punto non ve ne potete stare, Luca è arrivato in più che lo devono imbolare. E quindi si spera da chi cresce nella diga, aumentate è diverso il milione, ma prima del suo 2027 lo travaglio non a essere finito. No? È possibile pensare che dopo le piogge di questi giorni un invaso abbia ridotto la capienza rispetto a prima del passaggio del ciclone Henry. In Sardegna accade anche questo, basta vedere i dati diffusi ieri da AMBI regionale, Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, per avere la conferma, e cioè l'assurdo che Binnata fu spacco como chi non prima. Diga di Maccheronis, in territorio di Torpè, 1,23 milioni di metri cubi in toto. I lunghi lavori dell'invaso costringono a limitare l'acqua arrivata con le piogge e ancora una volta dunque la diga è stata svuotata come confermano i dati dei consorzi di bonifica. Il grido di dolore un caso emblematico che porta l'AMBI regionale guidata dal presidente Gavino Ziratu a dire che il pericolo non è passato, servono contatori, reti risanate, interconnessioni e nuovi invasi. Se le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni hanno migliorato il quadro complessivo delle riserve idriche, non hanno risolto l'emergenza degli ultimi mesi. Le piogge di queste ore non rappresentano una garanzia per la buona riuscita delle prossime campagne irrigue, già a partire dal 2026, afferma Ziratu. Cioè l'iscritto poi potranno questo motivo per il suo scontatore se fosse un motivo che da questa diga si picca tabba possa irrigazione, però l'irrigazione non è fatta a contatore, è fatta etero, cioè praticamente non batte una misurazione del canto abba uno consumata, uno può lasciare di una sabba aperta dei gai e non ne importa nulla. Se invece battono un contatore che misura, il ragionamento scusto, uno paga in base a sabba che ha consumato e non in base a sosettere che deve coltivare, e stinocchio il discorso, e poi dopo
appunto queste trovato chi dica una scritta po' irrigazione poi è stata utilizzata pure potabile insomma. E la proposta è la collegare chi si dica su liscia che sul piano acque di Mario Melis questo collegamento non si fa tu tanto al diga sono collegate a pare ma la diga dei maccheroni non è scollegata a chi nessuno. Il lago Modeo si riempie di rifiuti portati dagli affluenti. È chiaro che arriva soprano del Kento Colla, lavatrice, frigorifero, gomma e così via, e non vanno a finire poi tutto questo bascarame, non andata a finire a Saldigar, a Sollago. La denuncia del sindaco Ditta da Suni nel territorio dell'Alto Ristanese il maltempo non ha provocato danni rilevanti, ma il lago Modeo ha restituito una quantità impressionante di rifiuti accumulati lungo una delle aree più suggestive. Plastica, vetro e materiali inerti hanno trasformato il paesaggio in una scena desolante, evidenziando la fragilità ambientale del bacino artificiale. Il sindaco di Tadasuni, Pierpaolo Piso, informato dell'accaduto, ha annunciato un intervento immediato. I fenomeni naturali ci mostrano quanto il nostro lago sia sporco, ha dichiarato il primo cittadino. Ha spiegato che per la bonifica verranno coinvolti la società che gestisce il servizio rifiuti per conto dell'Unione dei Comuni del Wiltshire, la stessa Unione dei Comuni e il settore ambiente della provincia. Piso non nasconde le criticità. Siamo in forte ritardo sul lavoro di studio avviato per la bonifica e la pulizia del lago. L'episodio sottolinea dimostra l'urgenza di un piano che affronti in modo definitivo l'inquinamento del bacino. Questa è una cosa giusta che si potete evitare. Sì, evitiamo il venchimbolare, non si bascaramene a intro de sorrivo. DL Stupri, buongiorno, cambia il testo, cioè è successo che praticamente prima questo decreto su protezione contro la violenza, la salfemina contro lo stupro, è basato su questa parola consenso. A quanto pare la ministra competente, insomma, ha cambiato la parola e invece del consenso va posto dissenso, per il senso che una emina non esprime su consenso e se ha un rapporto sessuale veniva dichiarato stupro. Invece come è scambiato a quanto pare vi dovete essere un dissenso, cioè dovete andare a negare in maniera esplicita, ma è chiaro che questo presuppone che si può scatenare la violenza alle somine, insomma, a chi non li ha che esprimere il dissenso e poi dopo avere che viene un contenzioso sul tribunale, se non poi l'imputato diventa semina e non pure lo violentatore. Insomma, questo è un problema serio, distinzione tra atti sessuali compiuti contro la volontà della vittima e quelli con violenza. Scompare il consenso libero e attuale, le opposizioni rotto un patto. Sul patto parecchio è stato tra Schlein, la segretaria del SUPD, e Giorgia Meloni, presidente insomma, adesso del Fratelli d'Italia e al suo stesso tempo il presidente del suo consiglio del ministro. La proposta di modifica al DDL Struppi avanzata al Senato dalla relatrice Giulia Bongiorno, Lega, cambia in modo significativo il testo approvato all'unanimità dalla Camera. Scompare il riferimento esplicito al consenso libero e attuale e viene introdotta una distinzione tra atti sessuali compiuti contro la volontà della vittima, puniti da 4 a 10 anni di reclusione, e quelli con violenza, minaccia o abuso di autorità 6-12 anni, come nel testo attuale.
Il focus passa quindi dalla mancanza di consenso alla volontà contraria, da valutare in base al contesto. Il reato resta configurabile anche in caso di atti a sorpresa o quando la vittima non può esprimere dissenso. Buongiorno difende la riforma sostenendo che il testo della Camera rischiava di creare problemi probatori e un'inversione dell'onere della prova, gravando l'imputato della dimostrazione di un consenso preventivo. L'obiettivo dichiarato L'obiettivo dichiarato è garantire la massima tutela alle vittime senza ledere il diritto di difesa e senza complicare eccessivamente le dinamiche processuali. La relatrice auspica il consenso di tutte le forze politiche per approvare un altro importante tassello nella lotta contro la violenza di genere e il femminicidio. La reazione durissima, la reazione delle opposizioni PD, M5 Stelle e AVS e più Europa parlano di grave arretramento, di tradimento del patto politico bipartisan, di un impegno assunto dalla Premier Meloni con Elly Schlein, secondo il centrosinistra. Il passaggio dal consenso al dissenso indebolisce la tutela delle donne e risponde ai veti della destra più conservatrice, ed egai est non va dubbio. Zelensky sferza l'UE e accetta i negoziati con russi e americani. L'Europa immobile su asset di Mosca, garanzie di sicurezza o l'ok degli USA. Ma a me pare che la posizione di Zelensky sia strategica, cercare in qualche maniera di imbonire Kuseki e sa Casa Bianca si che è imperatore del suo mondo. Il costo degli asset è riferito agli asset sono praticamente sul deposito che bisogna nelle banche europee che Zelensky petia di spendere poi lo comprare in armi e come appunto critica Europa che questo non è successo, però è difficile che potesse succedere. Cuba nel mirino degli States, l'ipotesi del cambio di regime, ormai pare che questo Trump che è l'imperatore di tutto il mondo e poter decidere quale tipo di governo vi potrà stare in un luogo o i satiro. Dopo Caracas, gli Stati Uniti hanno spostato l'attenzione sulla Havana con l'obiettivo di favorire un cambio di regime a Cuba entro la fine del 2026. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l'amministrazione Trump sta cercando personalità all'interno del governo cubano che possano contribuire ad un accordo per estromettere il regime castrista, seguendo un modello simile a quello adottato in Venezuela. Via i negoziati sulla Groenlandia, resta il nodo sovranità. In Groenlandia pare che andamento di questa borsa in America ha tuvido son normale a Trump e quindi ha fatto marcia indietro e dovrà accontentare come di mantenere dual base che già bisogna poi in Groenlandia ma che in un trattato simile a quello che veste tra l'Inghilterra e Cipro. L'Inghilterra in Cipro ha una base militare e che sta territoriale, cioè territoriale che era una base militare e scommetti che sia un territorio dell'Inghilterra. Insomma, queste cose probabilmente è andata a finire che è stata a accontentare Trump che sa due bases militari che bisogna in Groenlandia diventa extraterritoriale americana. Comitato a pagamento per Gaza, la sfida di Trump alle Nazioni Unite. Trump praticamente non si ferma questa paranoia sua e questa intenzione sua di diventare imperatore di un altro ordine mondiale e questo bordo PEAC, accordo di pace
che ha inventato in un bestotto questa cozzaglia di Stato ed è autocrazia, praticamente è una cosa che fa che alternativa sono, insomma, sono svotati, non comandano solo, comandano intanto, nonostante vi sia salvetto, però in Kudai ha inventato in Svizzera ha inventato questo organismo nuovo mi pare che appena diritto in 30 chimbe, sì, in effetti è stata presente solo vecchie, ma s'idea, poi tra l'altro batte scritto il statuto che se resta presidente pure che non è nulla, che non è presidente degli Stati Uniti, cioè praticamente diventa imperatore a vita di questo ONU nuovo che è stato inventato a maniera e a convegna sua. Donald Trump ha presentato a Davos la sua visione per la pace internazionale, trasformata in un progetto imprenditoriale Board of Peers, un organismo di cui sarà presidente a vita, concepito come una ONU alternativa, a sua immagine e somiglianza. Alla firma inaugurale organizzata al margine del World Economic Forum hanno partecipato circa 20 leader tra alleati e autocrati. Trump ha esordito dichiarando che il board PEAC potrà fare praticamente tutto ciò che vogliamo, rivendicando di aver già posto fine a 8 guerre senza mai aver avuto bisogno delle Nazioni Unite, pur promettendo collaborazione con l'ONU. Il logo del board richiama quello dell'ONU, ma con al centro la cartina degli Stati Uniti, circondata dal ramoscello di olivo. Cioè il ramoscello di olivo è praticamente lo scaccia americano e lo elicotteri d'assalto e lo sportaerei che come stinvianne verso l'Iran. Zelensky se la prende con l'Europa, smarrita e senza volontà politica. Trump battente il suo board of peace, DDL stupri, sparisce la parola consenso e che in questo terminamos si tenovera de hoy e non damos appuntamento torna a classe. Bene. Unimos a musica di Vanni Chessa a tancare, ecco qua, da come hanno scritto di questi Nether sul festival parrocchiale di Sottofino, da Rodecare, organizzato dai nativi. Di Buonatotto dai